In provincia di Treviso sono infatti 200 gli sportelli chiusi tra il 2015 e il 2025, con ricadute su famiglie, anziani e piccole imprese. Nella Marca un comune su tre è ormai privo di uno sportello bancario, una trentina, quelli completamente sprovvisti di filiale. In provincia di Treviso oggi restano 399 sportelli, numero destinato progressivamente a diminuire. È la fotografia scattata dalla CNA provinciale sulla desertificazione bancaria. In Veneto sono oltre 100 i territori senza uno sportello e più della metà nell'ultimo decennio ha perso l'ultima filiale, un andamento che rispecchia quello nazionale. Tra il 2015 e il 2025 sono stati oltre 10.000 gli sportelli chiusi, passando da 30.000 sportelli attivi nel 2015 ai circa 19.000 attivi oggi sul territorio. Ad essere colpiti soprattutto i comuni più piccoli, oltre il 96% di quelli senza sportello ha meno di 5.000 abitanti, una situazione che assume anche una forte valenza sociale, considerato che nei territori senza filiali gran parte della popolazione è anziana, spesso quindi meno avvezza agli strumenti digitali e con maggiori difficoltà negli spostamenti. Per CNA Treviso è quindi necessario riportare il tema della presenza bancaria al centro del confronto tra istituzioni, sistema creditizio e rappresentanze economiche. La digitalizzazione non diventi l'esclusione del presidio territoriale, ma sia anzi l'occasione di aumentare i servizi, aumentare la velocità e l'efficienza, garantendo al contempo presidio sul territorio e accesso al credito e ai servizi bancari per famiglie, anziani, persone in difficoltà e per le piccole imprese del territorio trevigiano.